tutti i presenti e i presenti nelle sedi collegate. Oggi il professor Paolo Dai-Pra del Dipartimento di Matematica dell'Università di Padova ci parlerà di probabilità, logica e calcolo. Grazie Giulia, grazie a tutti, buongiorno. Io appunto sono Paolo Dai-Pra, lavoro all'Università di Padova, mi occupo di calcolo delle probabilità e inizio, ahimè, dicendo, non è tanto simpatico, che io non ho alcuna esperienza di insegnamento della probabilità nelle scuole medie. Questo va tenuto presente da voi prima di tutto, per cui io mi auguro di riuscire a darvi qualche spunto, qualche idea, spero di passare qualche messaggio utile, ma ecco, dovete sapere che è possibile che alcune cose che dirò potrebbero anche essere assolutamente inappropriate per l'insegnamento della probabilità nelle scuole medie. Quindi anche se non è tanto bello, metto un po' le mani avanti, ma non potrei fare altrimenti per onestà. Allora, a noi che ci occupiamo di calcolo della probabilità, ci piace molto dire e pensare che la probabilità sia una disciplina poco conosciuta, poco compresa, poco insegnata, su cui c'è poca divulgazione anche. Probabilmente colleghi di altre discipline direbbero la stessa cosa delle loro, forse è vero, forse no. Certamente è vero che la probabilità viene insegnata in modo sistematico all'università da relativamente pochi anni. È vero che la letteratura, diciamo, divulgativa sulla probabilità è abbastanza scarsa, non tutta di qualità. Tuttavia non sono convinto che siamo necessariamente svantaggiati rispetto ad altre discipline. Io comunque sono molto contento che la probabilità sia entrata nei programmi delle scuole medie e che venga effettivamente insegnata e che insomma, si cominci a familiarizzare con i concetti della probabilità abbastanza presto. E sono contento perché penso che la probabilità, rispetto anche ad altre discipline della matematica, abbia la peculiarità di essere, almeno fino ad un certo punto, sostanzialmente elementare. Io insegno da molti anni corsi di primo anno all'università, ma diversi corsi di laurea, quindi con studenti con diverse attitudini per la matematica, e vedo che una buona parte della materia che io insegno al primo anno di università in realtà non richiede sostanzialmente alcuna struttura matematica dietro, potrebbe tranquillamente essere insegnata al liceo e forse anche, magari con un linguaggio diverso, alle scuole medie. Questa è una caratteristica, che molti dei concetti di base della probabilità si possono davvero raccontare senza bisogno di strutture astratte e di fare e far fare molta fatica ai ragazzi. Allora di cosa si occupa la probabilità? Allora una piccola introduzione sommaria va fatta, si occupa dei fenomeni casuali. Un fenomeno casuale è un concetto che io esprimo in modo molto vago qua, ma in molti testi troverete più o meno parole simili, è un fenomeno che è osservabile, di cui conosciamo più o meno quali sono gli esiti possibili, quali sono i valori, gli oggetti che potremmo possibilmente osservare, ma non abbiamo certezza di ciò che effettivamente osserveremo. Quando io racconto agli studenti di queste cose, per mia attitudine, ma insomma ci credo veramente, comincio subito a fare degli esempi che secondo me sono utili non tanto perché siano degli esempi interessanti, ma perché servono come punti di riferimento nel momento in cui si astrae un po' di più, si danno delle definizioni un po' più generali, è sempre utile, questo sto dicendo ovviamente delle cose ovvie, avere in mente qualche esempio per insomma, attaccare l'astrazione a un po' di concretezza. Quindi per esempio il lancio di un dado può essere un fenomeno casuale in cui si osserva il punteggio ottenuto, la scelta di un individuo da interpellare in un sondaggio, questo è un altro fenomeno casuale, la squadra vincitrice del prossimo campionato, il tasso di cambio euro-dollaro fra un anno, una previsione di tipo meteorologico, la temperatura massima di domani. E ovviamente si possono fare tantissimi esempi. Tutti questi esempi dovrebbero appunto avere in comune che sono fenomeni che osserveremo, ad un certo punto sapremo qual è il risultato, qual è l'esito di questo fenomeno, ma non abbiamo motivo di dire con certezza quale sarà l'esito di questo fenomeno.
Allora, qual è lo scopo della probabilità? Lo scopo della probabilità è di dare una descrizione quantitativa di questi fenomeni, formulando dei modelli. Allora, quando si raccontano questi esempi e si parla di modelli, spesso i ragazzi sono un po' sconcertati perché dicono: ma cosa vuol dire? Questi sono fenomeni incerti, quindi sembrerebbe che siano intrinsecamente impossibili da modellare. Quindi cosa vuol dire fare un modello per un fenomeno che è casuale, pertanto incerto? Allora, questa non è una cosa ovvia, secondo me, cosa significhi fare un modello per l'incerto, e questa è una delle ragioni per cui trovo utile, secondo me, anche a livello più introduttivo, quindi per esempio delle scuole medie, prestare attenzione ad una formulazione abbastanza rigorosa, ad un uso rigoroso dei termini, dei concetti, perché ecco, fare confusione su ciò che già è incerto per natura, ecco, può generare fraintendimenti e poca comprensione. Un'altra domanda che secondo me è giusto porre e porsi quando si fa qualunque cosa, per qualunque tipo di matematica, ma qualunque tipo di scienza, credo, è perché dovrebbe essere utile formulare modelli per questo tipo di fenomeni. E naturalmente, se uno ha in mente i fenomeni, per esempio, che ho citato prima, uno può probabilmente formulare delle motivazioni, per esempio, capire a quali giochi convenga giocare e a quali giochi non convenga giocare, magari. Oppure capire che fare delle previsioni sul futuro può servire a pianificare strategie che possono essere politiche, imprenditoriali, finanziarie e quant'altro. Quindi non è difficile, credo, trovare delle ragioni molto concrete per dire perché sia importante fare modelli di questo tipo. Si possono dare risposte più da intellettuale, perché è intrinsecamente bello estrarre ordine da ciò che è apparentemente casuale. Fare un modello vuol dire mettere ordine su qualcosa che è casuale. Si può anche andare oltre, c'è chi è andato, secondo me, troppo oltre, dicendo: è sorprendente che una scienza nata per questioni riguardanti i giochi d'azzardo stia diventando l'oggetto più importante della conoscenza umana. Le questioni serie della vita sono quasi sempre solo problemi di calcolo delle probabilità. Non la prenderei troppo sul serio, nonostante l'autorevolezza dell'autore, Laplace, in uno dei suoi saggi, ma insomma credo che tutto sommato la morale di tutto questo è che non è tanto difficile convincersi che sia importante studiare un pochino di probabilità e capire che cosa significhi perlomeno fare probabilità e fare un modello di un fenomeno aleatorio. Allora, adesso dobbiamo dire cosa vuol dire fare un modello. Quindi entriamo un attimo nel cuore dell'argomento. È chiaro che quello che dico molti di voi, probabilmente tutti già lo sanno, ma sto cercando, il mio scopo era un pochino di comunicarvi come io comincerei a raccontare a dei ragazzi queste cose. Allora, il primo passo nella formulazione di un modello di un fenomeno aleatorio è capire quali sono gli esiti possibili. Questa è senz'altro la prima cosa che uno deve avere in mente. E uno inizia presto, secondo me, a usare un minimo di formalismo. Questo insieme degli esiti possibili diamo un nome, io lo chiamo omega per abitudine della letteratura di probabilità, e lo chiamiamo spazio campionario. Anche questo non è un nome che viene utilizzato da tutti i testi, ma diamogli un nome a questo oggetto, per cui quando ci riferiremo allo spazio campionario sapremo che ci riferiamo all'insieme di tutti gli esiti possibili del fenomeno aleatorio in esame. Allora, ad esempio, se il fenomeno è il lancio di un dado, qualunque persona, mi saprebbe immediatamente dire chi è lo spazio campionario. Se il problema è di scegliere un individuo da intervistare in un sondaggio, beh, per esempio, questo sarà l'insieme di tutti i votanti residenti del Veneto. La squadra vincitrice del campionato di calcio 2014-2015, beh, in questo caso sarà l'insieme delle squadre partecipanti. Qui già uno può dire: ma in realtà sappiamo benissimo che già adesso, a questo punto del campionato, alcune squadre non potranno più vincere il campionato. Allora, questa cosa che sembra del tutto marginale in questo esempio, tornerà negli esempi successivi, perché spesso quello che chiamiamo spazio campionario non è necessariamente esattamente l'insieme di tutti gli esiti possibili, ma è qualcosa che di sicuro li contiene tutti gli esiti possibili. Facciamo questo il prossimo esempio: il tasso di cambio euro-dollaro tra un anno. Io dico questo sarà l'insieme di tutti i reali positivi. Tutti sono convinti che un euro tra un anno non potrà valere $1.000, d'accordo? Quindi è ridicolo se vogliamo mettere il numero 1000 in questo spazio campionario. Tuttavia
Si capisce anche che se io invece volessi a un certo punto decidere di mettere i numeri reali positivi solo fino ad un certo punto, beh, a questo punto questa soglia è arbitraria, e tutto sommato è meglio non metterla. Decidiamo di non mettere questa soglia e di prendere come spazio campionario l'insieme di tutti i numeri positivi, così che la temperatura massima di domani la prendiamo come un elemento dell'insieme dei numeri reali, anche se temperature minori dello zero assoluto sappiamo che non ci sono. Quindi c'è questa idea dell'insieme di tutti gli esiti possibili, o perlomeno di un insieme che li contenga tutti. A questo punto richiamo un pochino il linguaggio, quindi lo spazio campionario è il primo oggetto del modello. La seconda parola chiave nella teoria della probabilità è quella di evento. Allora qui magari mi fermo un attimo per dire, quindi c'è lo spazio campionario e qui gli elementi li ho chiamati esiti, sono gli esiti del fenomeno. Poi ci sono gli eventi. Gli eventi io li presenterei come affermazioni, proposizioni, che possono avere il valore di vero o falso, sull'esito di un fenomeno aleatorio. Ad esempio, un'affermazione sul dado è il punteggio ottenuto dal dado è almeno 5. L'individuo scelto per il sondaggio dichiara che voterà per il candidato XXX. La Juventus, affermazione coraggiosa, non vincerà il corrente campionato. Fra un anno un euro non varrà più di $1,20. La temperatura massima di domani sarà compresa tra 23 e 24 gradi. Queste sono delle affermazioni sull'esito del fenomeno, dei vari fenomeni aleatori che sono in esame. Ora, quello che si vede quello che credo convinca leggendo queste affermazioni, è che cos'è che fanno queste affermazioni? Queste affermazioni, ognuna di queste, individua un insieme di esiti, gli esiti che soddisfano, per cui questa affermazione è vera. Per esempio nel punteggio del lancio del dado, dire che il punteggio del lancio del dado è almeno 5, quali sono i punteggi che soddisfano questa affermazione? 5 e 6. Quindi un'affermazione individua un insieme di esiti, quindi un sottoinsieme dello spazio campionario. Quindi arriviamo ad un primo passo di astrazione dicendo che un evento è un sottoinsieme dello spazio campionario. Quello che mi è capitato di vedere in alcuni libri di testo, ho visto, devo dire, libri di testo per le scuole superiori, che qualche volta c'è un po' di confusione linguistica e non dico concettuale nell'uso delle parole esito ed evento. Ecco, credo sia molto utile tenere bene distinta le due parole. Esito è un singolo elemento dello spazio campionario, evento è un sottoinsieme, incluso anche l'insieme vuoto. Un'affermazione che è sempre falsa individua l'insieme vuoto, non individua alcun esito. Quindi, diciamo, questo permette già di utilizzare le notazioni della teoria degli insiemi. Quindi un evento è un sottoinsieme dello spazio campionario. E una prima cosa che si può fare con queste prime nozioni, che qui ancora non c'è la probabilità, ma solo la nozione di spazio campionario ed eventi, è prenderli come palestra per usare un pochino le operazioni tra gli insiemi. E questo è particolarmente suggestivo in questo caso perché le operazioni logiche tra le proposizioni corrispondono alle operazioni insiemistiche sugli eventi. Quindi la negazione dell'evento A non è accaduto, significa determinare l'insieme degli esiti che non appartengono ad A, quello che è chiamato il complementare di A. Dire che avviene sia A che B significa dire che avviene l'intersezione. L'oppure corrisponde all'unione e si possono poi fare combinazioni di operazioni, per esempio dire che avviene A ma non avviene B, un altro modo per dire che avviene A e avviene il complementare di B, quindi è l'intersezione. Quindi si possono abbastanza facilmente fare combinazioni di proposizioni e proporre, per esempio, agli studenti di scrivere queste affermazioni in termini delle operazioni insiemistiche del linguaggio della teoria degli insiemi. Ora, più che questo, una cosa che mi è capitato di trovare abbastanza utile da proporre già a questo livello iniziale agli studenti è qualche esercizio della forma seguente. Spesso io trovo che per gli studenti è abbastanza difficile maneggiare quantificatori insieme agli operatori logici. Per cui esercizi di questo tipo non sono necessariamente ovvi, anche per gli studenti del primo anno dell'università. Quindi io considero affermazioni
queste affermazioni, o se volete questi eventi. L'evento A è nessuno studente ha superato l'esame, e l'evento B è nessuno studente maschio ha superato l'esame. E la domanda è: cos'è l'evento A complementare, quindi la negazione di A, e intersecato B? Beh, se avviene A complementare vuol dire che almeno uno studente ha superato l'esame, la negazione di nessuno studente ha superato è almeno uno, e se avviene B vuol dire che però nessuno studente maschio ha superato l'esame, quindi se ha superato l'esame qualcuno deve essere femmina, quindi è abbastanza ovvio che la risposta giusta è questa. Tuttavia, la difficoltà che io riscontro tra gli studenti nel rispondere ad un quesito di questo tipo è, per esempio, ci sono molti studenti che rispondono la prima delle 4 risposte. La prima delle 4 risposte, in qualche modo, è compatibile. Almeno uno studente ha superato l'esame, è compatibile con l'affermazione A complementare intersecato B, ma non la descrive esattamente. Quindi spesso c'è questa difficoltà nel riuscire a determinare quale espressione scritta, diciamo, in italiano corrisponde esattamente all'operazione insiemistica. Quindi questa è un'altra palestrina che ho trovato abbastanza utile e non necessariamente ovvia. Ecco. Adesso ci manca l'ultimo ingrediente per fare il modello di un fenomeno aleatorio, che è la probabilità. Allora, qui io devo dire onestamente, faccio abbastanza fatica nel fare quello che vorrei fare. Cioè, prima di dare una definizione astratta, mi piacerebbe sempre fare un esempio e dire: da questo esempio si capisce che la giusta definizione che dobbiamo dare è questa. Con la probabilità ho sempre trovato un pochino di difficoltà, perché spesso gli esempi hanno delle proprietà peculiari e cominciare con un esempio prima di dare la definizione generale, in questo caso può generare qualche fraintendimento. Uno può pensare che in fondo la probabilità è solo quella di quell'esempio o cose simili. Quindi qui faccio, diciamo, uno strappo a quella che sarebbe la mia regola e introduco direttamente la definizione generale di probabilità. Quindi abbiamo capito cosa sono gli eventi, e dare una probabilità significa assegnare ad un evento un grado di fiducia che chiamo probabilità di A. Mi sono dimenticato di scrivere in questa slide una cosa assolutamente importante, che questo grado di fiducia lo prendiamo, e usiamo questa convenzione, come un numero compreso tra 0 e 1. Non tutte tali assegnazioni di gradi di fiducia le chiameremo probabilità, ma vogliamo che siano verificate delle condizioni di coerenza, per cui la probabilità dello spazio campionario, quindi dell'insieme che contiene tutti gli esiti possibili, è 1, e che se A e B sono due eventi incompatibili, cioè che non si possono verificare contemporaneamente, insiemisticamente, che la loro intersezione è l'insieme vuota, allora la probabilità che si verifichi almeno uno dei due, cioè l'unione, è la somma delle probabilità. Queste sono le condizioni di coerenza, che tutto sommato uno può ritenere come delle condizioni abbastanza intuitive. Allora, a questo punto, una volta aver dato la definizione, dice: va bene, cosa vuol dire allora che lo spazio campionario ha probabilità 1? Beh, probabilità 1 significa l'evento certo. In un certo senso, il fatto che lo spazio campionario ha probabilità 1 significa che effettivamente tutto quello che può accadere è contenuto dentro lo spazio campionario. Quando un evento ha probabilità 0 lo chiamiamo un evento impossibile, e quando un evento ha una probabilità intermedia tra 0 e 1, per esempio 0,6, diciamo che l'evento ha probabilità 0,6 o del 60%. Uso abbastanza abitualmente anche la convenzione di usare le percentuali in modo alternativo a usare i numeri tra 0 e 1, e credo questo non ho mai visto che generasse alcuna confusione. Nel linguaggio comune si usano abitualmente le percentuali e non vedo ragione, sinceramente, per non utilizzarle. Quindi questa è la nozione astratta di probabilità. Uno la vede e dice: va bene, d'accordo. Ma allora, se io adesso ho un fenomeno aleatorio concreto e voglio modellarlo, so qual è lo spazio campionario, quindi so quali sono gli eventi, qual è la probabilità che ci metto sopra? Quale tra tutti? Naturalmente, se io ho uno spazio 1 ci pensa un attimo, questa magari non è una cosa che direi agli studenti, ma a voi senz'altro sì. Se io ho uno spazio campionario con almeno 2 esiti, con almeno 2 elementi, ci sono infinite probabilità che ci posso mettere sopra. Qual è quella giusta per un determinato fenomeno reale in osservazione?
È una domanda difficile, perché una domanda significa domandare, è una istanza di una domanda generale, qual è il giusto modello matematico per un fenomeno reale? Questa è una domanda estremamente difficile, fondamentale, ma su cui chiaramente non ci può essere una risposta univoca o semplice. È sempre, meglio dire, spesso difficile formulare buoni modelli per fenomeni reali, sia che siano aleatori, sia che non siano aleatori. Però la cosa buona, ecco, della probabilità è che in alcuni casi, per alcuni esempi semplici, invece c'è una soluzione intuitiva. La probabilità giusta da mettere in certi spazi campionari che descrivono certi fenomeni è una. E sostanzialmente a chiunque viene chiesto ti saprebbe dire qual è la probabilità giusta. Allora a questo punto subentra ovviamente l'esempio. Quando io chiedo a chiunque, se lancio un dado regolare a 6 facce, qual è la probabilità di ottenere un 6, non mi ricordo di aver mai trovato nessuno che mi desse la risposta sbagliata. Quindi in questo caso c'è qualcosa di profondamente intuitivo. Allora cerchiamo un po' di estrarre perché questo è un esempio intuitivo. Questo sì, secondo me, si può spiegare a degli studenti. Qui si sta ponendo una domanda sulla probabilità di un evento. Ho ottenuto 6 nel lancio del dado, che è un evento, se ricordiamo lo spazio campionario relativo, che contiene un solo esito. È quello che io chiamerei un evento elementare. Un evento elementare, quindi è un insieme, perché è un sottoinsieme dello spazio campionario, che contiene soltanto, in questo caso, il punteggio 6. È bene distinguere dall'esito questo evento. L'affermazione ottengo 6, è bene distinguerla dal valore 6 come elemento dello spazio campionario, cioè è giusto fare una distinzione tra l'elemento dell'insieme e l'insieme costituito da solo quell'elemento? Secondo me sì. È meglio pensare che l'affermazione ho ottenuto 6 non sia un esito, ma sia un evento elementare, un evento costituito da un solo esito. Naturalmente per ragioni di simmetria, il dado è regolare, tutti gli eventi elementari hanno la stessa probabilità. Questo è abbastanza intuitivo. E tutto sommato questa frase, tutti gli eventi elementari hanno la stessa probabilità, descrive completamente il modello. Il modello è completamente specificato da questa semplice e intuitiva affermazione, da cui che è facile da generalizzare, io credo. Perché adesso generalizziamo, se uno considera uno spazio campionario che abbia un numero finito di elementi, non tutti gli spazi campionari che avevamo così esemplificato all'inizio avevano un numero finito di elementi, se ricorderete. Dato uno spazio campionario siffatto, esiste un'unica probabilità che ha la proprietà per cui tutti gli eventi elementari hanno la stessa probabilità. Tutti i singoli esiti, visti come insiemi costituiti da un solo elemento, hanno la stessa probabilità. E questa probabilità si può far vedere, si può dare per scontato, come volete, si può dimostrare, ma anche dare per buono, io credo. Questa probabilità è data dalla formula di quella che si chiama la probabilità classica, che è la probabilità di un evento è il rapporto tra il numero di elementi di quell'evento e il numero di elementi totali dello spazio campionario. La formula, ben nota, come casi favorevoli fratto casi possibili. Una formula innocua all'apparenza, e tutti questi contesti sembrano, diciamo, condurre a delle cose facili, ad avere vita facile quando si tratta di modelli di questo tipo, e forse anche sono modelli per cui nulla di interessante c'è da dire, visto che sono così facili. Allora, in realtà, di questo chi di voi ha provato a leggere, a insegnare queste cose, ne è sicuramente ben consapevole. Già questi esempi della cosiddetta probabilità classica sono in realtà arbitrariamente difficili. Anzi, spesso mi capita, chiacchierando con gli studenti del primo anno dell'università, che dicono, beh, la parte più difficile del corso è stata quella in cui abbiamo fatto la probabilità classica, quella in cui non serviva niente di matematica, dovevamo solo contare gli elementi dell'insieme. Chiaramente è un po' improprio dire che non serve nulla di matematica, ma vediamo che per gli esempi che vi farò qua effettivamente non serve nulla di matematica. Ma nonostante ciò non è tutto completamente chiaro. Allora, per esempio, una delle cose che spesso capita di fare
è di fare questi piccoli test visuali, no? In cui uno dice, bene, prendiamo queste due urne e consideriamo per ognuna di queste urne il fenomeno aleatorio che consiste nell'estrarre a caso una pallina dall'urna e vedere di che colore è. E la domanda è in quali di questi due fenomeni, da quali di queste due urne è più probabile estrarre una pallina rossa. Allora, in questo primo esempio, nessuno darebbe la risposta sbagliata. Però, ecco, in questo esempio qua già ci sarebbero un pochino di difficoltà. Nella prima urna ci sono 3 palline rosse su 7, nella seconda urna ce ne sono 4 su 9. È più grande 3 settimi o 4 noni? Ecco, questo è già un piccolo pretesto per ricordare qualcosa su cui a volte gli studenti, anche non così piccoli, hanno un po' di difficoltà. Okay? E di legarla così ad un giochino in qualche modo concreto. Quindi questa può essere una prima difficoltà che può sorgere, diciamo, legata a difficoltà fondamentali dell'aritmetica delle frazioni. Ma ci sono anche altri problemi che sono relativamente semplici, che però possono nascondere delle insidie. Allora, è molto facile, chi ha letto almeno un po' di divulgazione della probabilità sa che ci sono libri e libri che parlano di paradossi, stranezze della probabilità. Una delle più famose è il paradosso di Monty Hall, questa bella storiella ispirata da un gioco a premi della TV americana. Monty Hall, se non sbaglio, era il nome del presentatore, in cui il gioco era più o meno così: un presentatore di un gioco a premi vi propone di scegliere una di 3 buste chiuse. Delle 3 buste una contiene un premio mentre le altre 2 sono vuote. Dopo che avete effettuato la scelta, ma non avete aperto la busta ovviamente, il presentatore, che conosce il contenuto delle singole buste, apre una delle 2 buste rimaste, vi mostra che non contiene nulla e vi propone di cambiare la busta che avete scelto con quella che è rimasta, che è rimasta chiusa, non aperta. E la domanda è: che cosa vi conviene fare? Allora qui qual è il problema? Il problema è che il modo in cui il quesito viene posto lo rende complicato, quando in realtà è un quesito semplice. Quando ne vediamo la soluzione, vediamo che questo è un quesito assolutamente semplice. Perché in fondo? Perché la prima cosa che a molti viene in mente, a me per esempio, è va bene, se il presentatore conosce il contenuto delle buste, io ne ho scelta una, beh, io lo so già che una delle 2 buste che non ho scelto, una è vuota. Il fatto che il presentatore gli mostri qual è non è che mi dà alcuna informazione, quindi perché mi converrebbe cambiare la busta in questo caso qua? D'altra parte, se ci pensiamo un po' di più, vediamo che se io non cambio la busta, vinco il premio se e soltanto se la busta che ho scelto è quella col premio. Siccome la busta col premio è 1 su 3, ho probabilità 1/3 di vincere. Se invece adotto la strategia di cambiare la busta, vedete che io vinco se e soltanto se la busta che ho scelto non conteneva il premio. Perché se non contiene il premio, ovviamente l'ultima busta che rimane aperta è quella col premio. Quindi la probabilità di vincere è 2/3. È molto conveniente cambiare la busta. Adesso è ovvio, okay? Forse, per uno che non l'avesse visto prima, all'inizio non era ovvio. La storia, non so quanta leggenda, dice che negli anni 70 questo problema la soluzione a questo problema fu pubblicato su un giornale popolare, questa soluzione, e questo giornale fu inondato di lettere di protesta di lettori, tra cui parecchi matematici che dissero: chi ha scritto questo articolo è un cialtrone. Ecco, per cui anche molti matematici trovarono sbagliata questa soluzione, la proposta che fosse conveniente effettivamente cambiare la busta. Quindi vedete un problema semplice in cui diciamo, gli esiti possibili sono pochi, ci sono spazi campionari piccoli, eppure la risposta a domande apparentemente innocue può non essere così intuitiva. Qual è, e faccio ancora un piccolo esempio e poi interrompo per questa prima parte, qual è un altro dei problemi che si incontrano e che secondo me sono istruttivi, però più istruttivo di questo del paradosso di Monty Hall, nell'usare questa nozione di probabilità classica? È che probabilmente questo era, sbagliando io, sembro averla suggerito in quello che ho detto. Quando uno ha un fenomeno aleatorio in esame,
io ho detto al fenomeno aleatorio associamo uno spazio campionario, l'insieme degli esiti possibili. E sostanzialmente dicendo va bene, c'è essenzialmente un unico modo per farlo. In realtà non è così, non è proprio vero, cioè c'è una libertà nel scegliere il modello e questa libertà la si capisce per esempio in questo esempio. Prendiamo questo problema in cui lanciamo 2 volte un dado regolare e ci chiediamo qual è la probabilità di ottenere 8 come somma dei 2 punteggi. Allora, anche qui è l'esperimento. Se decidiamo di prendere la somma dei punteggi dei 2 dadi come esito del mio gioco, allora sceglierei come spazio campionario lo spazio di tutte le somme possibili, che vanno tra 2 e 12 ovviamente, lanciando 2 dadi. Quindi a questo punto ho lo spazio campionario e mi pongo la domanda: gli eventi elementari sono equiprobabili? E devo dire qui raramente mi è capitato di trovare qualcuno che mi dicesse sì. La risposta è no, perché per chiunque, o quasi perlomeno, è intuitivo il fatto che è molto più facile fare 6 come punteggio, come somma di punteggi, che fare 2. Fare 2 obbliga ad ottenere 2 volte 1, mentre fare 6 lo posso ottenere in molti modi diversi. E questa intuizione dovrebbe far capire che quello non è lo spazio campionario giusto, o perlomeno non è lo spazio campionario in cui sia possibile utilizzare la probabilità classica. Allora, come posso aggirare il problema? Che cos'è che è equiprobabile in questo problema? Sono equiprobabili i punteggi dei singoli dadi, questo è chiaro, perché i dadi sono regolari, quindi questo è equiprobabile. Allora, come posso visualizzare lo spazio campionario? Allora, come posso farlo senza introdurre notazioni insomma, inopportune, secondo me, di matematica? Posso, per esempio, visualizzarlo con questa tabella. In questa tabella che cosa ho fatto? Ho messo, diciamo, sulla prima colonna i punteggi del primo lancio, sulla prima riga i punteggi del secondo lancio e nelle celle interne le coppie dei punteggi. Quindi per esempio questa casella in cui c'è scritto 3 e 4 è la casella che corrisponde ad aver ottenuto 3 al primo lancio e 4 al secondo lancio. Quindi quali sono gli esiti? Qual è l'insieme degli esiti? Beh, l'insieme degli esiti lo posso interpretare come l'insieme di queste celle, delle celle di questa tabella, di queste caselline, che sono l'insieme delle coppie di punteggi. I punteggi di ogni dado sono equiprobabili, è abbastanza intuitivo, ragionevole se vogliamo, dire che anche queste coppie siano equiprobabili. Allora che spazio campionario ho prodotto? Per esempio, quanti elementi ha lo spazio campionario? Questo è facile anche per un bambino, ritengo, contare quante sono le celle di questa tabella, sono 36, e quindi ci sono 36 esiti possibili. Gli eventi elementari corrispondenti sono equiprobabili, e se mi chiedo qual è la probabilità di ottenere 8 come somma di punteggi, beh, è facile identificare graficamente l'insieme degli esiti che mi danno come somma 8, e basta che li conto, sono 5. Sono 5 e il numero totale di esiti abbiamo detto che erano 36, e se uso la formula della probabilità classica trovo che la risposta a questa domanda è 5 36esimi. Quindi questo è un esempio in cui la probabilità classica si può utilizzare, ma va utilizzata nel modo giusto, va utilizzata nel giusto spazio campionario, nella giusta descrizione del problema in esame. Naturalmente sono migliaia di esempi che si possono fare, ma io credo, e 2 minuti interrompo, che rimanga però insoluta una domanda in tutto questo. Io ho dato prima la nozione astratta, generale di probabilità, come un'assegnazione di un numero agli eventi in modo che certe proprietà di coerenza siano soddisfatte. E poi ho fatto esempi in cui ho utilizzato solo la formula casi favorevoli fratto casi possibili. Allora, quando posso usare la probabilità classica, la nozione di probabilità la possiamo dare come intuitiva. Ecco, ma in generale, se io sono in una situazione in cui la probabilità classica non posso utilizzarla, che cosa vuol dire affermare che un evento ha questa probabilità? Quando gli eventi elementari sono equiprobabili, ebbene capisco, questo è dovuto al fatto che una certa frazione è uguale alla probabilità che ho assegnato, o viceversa, la probabilità che ho assegnato è uguale a una certa frazione, ma in generale se io dico che la probabilità che domani
la temperatura sia compresa tra 24 e 25 gradi è 0,15, che cosa vuol dire questa affermazione? Qual è il significato di questa affermazione? È un'affermazione arbitraria che uno può fare, io dico 0,15, lei dice 0,17, chi ha ragione? O c'è qualche modo di interpretare questa affermazione, la probabilità è 0,15, in un qualche senso? Questo è difficile, ma magari arriveremo a questo dopo una breve interruzione. Io proporrei allora, se siete d'accordo, di interrompere adesso e di ricominciare quando... Io direi che appunto, mi sembra che hai presentato già parecchie cose, ci sono parecchi spunti di discussione, quindi direi che sospendiamo adesso, lasciamo diciamo 25 minuti circa per la discussione e chiedo ai collegati dalle sedi esterne di mandare le domande magari 5 minuti prima della ripresa. Programmiamo di riprendere esattamente alle 16 e se entro le 15:55 riescono a mandare delle domande possibilmente via email all'indirizzo scuole@istitutoveneto.it, che comunque trovate anche sulla pagina web dell'istituto. Va bene, allora a più tardi.